L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice contestato dai commercianti per la decisione di unificare le cresime e le prime comunioni. Due riti in un solo giorno e la reazione dei commercianti palermitani. Una notizia curiosa che merita però la massima attenzione. Questi i fatti. Con una lettera all'arcivescovo Lorefice, Confimprese parla di grave danno economico causato proprio dalla celebrazione dei due sacramenti insieme. Il motivo viene spiegato dalla stessa associazione, secondo la quale ci sarebbe già in atto un danno di circa 20 milioni di euro, danno che colpisce soprattutto le piccole imprese, ovvero ristoranti, pasticcerie, negozi di abbigliamento, fotografi e fiorai. Tutti coloro cioè che vivono grazie anche alle cerimonie, come appunto le cresime e le prime comunioni. A Palermo ogni anno vengono celebrate mediamente 3.000 prime comunioni. Nella lettera dell'associazione all'arcivescovo inoltre si sottolinea il valore educativo del padrino e della madrina. E qui si potrebbe aprire un altro discorso, considerato che non solo a Palermo è stata abolita la figura dei padrini. La scelta riguarda purtroppo anche la diocesi di Agrigento, in modo particolare per quanto riguarda i battesimi. Una norma che anche dalle nostre parti non tiene conto delle tradizioni familiari. Una norma che abolisce con un semplice atto quello che rappresenta anche il momento della gioia. Dicevamo che a questo proposito si potrebbe aprire un altro discorso, visto che dalla provincia di Agrigento, grazie al cielo, non si parte più per i cosiddetti viaggi della speranza, ma a quanto pare si è costretti a farlo per celebrare un battesimo, come è successo recentemente ad una coppia partita alla volta di Roma per poter battezzare il proprio bambino senza alcun divieto e soprattutto con la presenza di un padrino e di una madrina, così come la tradizione vuole.